La mia lingua. 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 Allora, per me la lingua corsa è la lingua di Amagagna. Quando è che avete imparato a fare la corsa? La lingua corsa l'ho imparato soprattutto in scuola. Bon, è una fare strano, ma bon, l'ho sempre intesa in casa. L'ho inteso, i miei parenti lo parlavano, ma l'ho sempre capito. Ma l'ho imparato in scuola, ho avuto la chance di fare un cursus bilingue. Allora, da scuola moderna a collegio, al liceo. E l'ho imparato in scuola così, ho avuto la chance di avere professori assai buoni professori, come in Calabria ho avuto Pedro Bertoni che mi ha imparato il corso così. E dopo, quando avevo verso 12 anni, ho cominciato a parlarlo in casa con la mia cara. E così che lo si è fatto imparare di lingua corsa per me. Quando la dublate a lingua corsa? Io a lingua corsa dopo ho avuto questa chance qui di dopprarlo in un quadro professionale. Vale a dire che sono in formazione per diventare giornalista corso. Hanno aiutato intervenenti in scuole primarie, ho aiutato corsi di lingua corsa ai giughi. Ma sino la dopo in una vita di tutti i giorni con i miei amici, i miei amici gari, mica tutto il mondo comunque. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? Per me la lingua corsa ha una particolarità di radio, è qualcosa che ha in più di certe persone. Per esempio, la mia generazione, siamo pochi a parlare il corso, di una linea in più in un museo di radio. E poi mi aiuta perché mi aiuta in una vita di tutti i giorni, perché ho trovato un lavoro grazie alla lingua corsa. Quest'anno ho fatto una formazione, mi sono presentato per fare una formazione di giornalista corsofono, ci voleva avere un livello abbastanza alto in lingua corsa. Per me è soprattutto che è una particolarità, è un affare in più, di una ricchezza culturale. E mi aiuta ogni giorno che faccio pochi sbagli in francese grazie al corso, la lingua corsa mi aiuta ogni giorno, francamente è così. Come dite la bene di lingua corsa? Per me la sola soluzione per cambiare affare sarebbe la scuola. E io in più la so perché io l'ho già imparato in scuola, l'ho già detto, lo sentia in casa e tutto il resto, ma l'ho già imparato in scuola e per me c'è questa volontà, questa obbligazione di impararlo in scuola. Perché sennò, di qua a scuola, perché certi dicono il corso si impara in casa, ma oggi non è più vero. Qual è che parla corso in casa? Sono pochi corsofoni capaci di parlare nella vita di tutti i giorni in corso. Allora per me c'è a scuola, sono scuole bilingue, l'obbligazione, almeno 3 ore ogni settimana. Per me sarebbe quella la soluzione.